Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. E la linea torna a Giulio Cainarca. Eccoci qua, come tutti i giovedì, a quest'ora apriamo la nostra finestra con tempi.it e con il direttore Emanuele Boffi. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di un appuntamento importante, ne parleremo di questo fine settimana che riguarda il mensile Tempi, un'iniziativa che si svolge a Caorle, ne abbiamo accennato anche l'altra settimana, però prima di tutto io vorrei partire dal tuo commento che apre la homepage di Tempi.it circa i funerali di Silvio Berlusconi di ieri. Berlusconi, i funerali e l'ultimo giudice, quello con la G maiuscola, scrivi tu oggi, no? Le Rosi Bindi, Corrado Augias, i Tommaso Montanari, gli Alex Zanotelli, i titolisti del Fatto Quotidiano non hanno rinunciato all'ultima vendetta, ma ieri in Duomo si è visto altro. Cosa si è visto ieri in Duomo, Emanuele? Allora, lì è una ripresa del titolo che ha fatto il giudice quando è morto, che ha fatto il fatto quando è morto Berlusconi, no? L'ultimo giudice, come a dire, adesso anche a lui deve affrontare l'ultimo giudice. E io dico sì, effettivamente il fatto aveva certamente un'altra intenzione, ma il titolo non è sbagliato, cioè adesso è vero che Berlusconi si trova di fronte all'ultimo giudice. Il problema che non capiscono quelli del fatto è che l'ultimo giudice in questo caso è misericordioso, non è i giudici come quelli che piacciono a loro, cioè che sostanzialmente vanno a cercare i reati anche spesso dove non ci sono. A me la cosa che ha colpito è questa, cioè che anche in un momento in cui, diciamo, che è come quello della morte, quindi che è un momento che ci attende tutti e che è il momento in cui la nostra vita, appunto, una persona non può più intervenire nella vita, no? C'è soltanto l'aspetto della sua anima che deve essere affidata al Padre Eterno, ovviamente per chi ci crede e per chi non ci crede un doveroso silenzio. Anche in questo momento invece alcuni dei nemici storici di Berlusconi non hanno rinunciato ad attaccarlo, in particolare quello che forse mi ha colpito di più è stato Vito Mancuso, neanche quello del Fatto, Vito Mancuso che ha scritto che il berlusconismo è un'infezione, facendo tutto un commento molto sulla moralità di Silvio Berlusconi, di cui ovviamente ognuno può pensare quello che vuole, cioè si possono criticare, diciamo, le scelte che ha fatto Berlusconi o lo stile che ha avuto Berlusconi in vita, ma ecco, diciamo che almeno nel giorno del funerale, un funerale come quello di ieri, cioè un funerale in cui si è visto da un lato i canti polifonici gregoriani dentro la chiesa, le parole che sono state usate, che sono tutte parole di implorazione a Dio perché accolga la sua anima come quella di qualsiasi uomo quando ci troviamo in quella situazione, e i cori invece fuori che va bene, possono anche un po' stonare, diciamo così, rispetto ai canti polifonici, però sono anche un'espressione popolare, no? Voglio dire, cioè io non mi scandalizzo molto di quello. La cosa che capisco è che i suoi avversari hanno avuto atteggiamenti diversi, voglio dire anche Massimo D'Alema, che forse è stato uno dei più grandi nemici di Berlusconi, Sì. comunque ha fatto un'intervista molto rispettosa, diciamo, no, di questo avversario politico, ovviamente non rinunciando a criticarlo, non rinunciando a dire quali sono stati secondo lui i suoi errori, però al tempo stesso con un rispetto umano che secondo me va sempre apprezzato soprattutto in questi momenti. Mentre ce ne sono stati altri, ad esempio Rosi Bindi, Corrado Augias, Tommaso Montanari, che non hanno espresso questo rispetto, e secondo me questo è il vero grande errore, cioè nel momento della morte, soprattutto il giorno del funerale, quando un uomo è posto davanti a Dio, quindi non davanti ai nostri giudizi ma davanti a Dio, in quel giorno lì, ecco, sarebbe meglio tacere, almeno sarebbe meglio tacere, ecco. Ecco Emanuele, l'omelia di Monsignor Delpini ha colpito molto, è piaciuta anche trasversalmente mi sembra, no? Io stesso me la sono rivista a posteriori, non l'ho vista in diretta, ma insomma mi ha colpito il tono anche, in un certo qual modo non è stata un'omelia efficace. Abbiamo appena letto però sulla stampa il commento di Lucetta Scaraffia che dice da cattolica quella è stata un'omelia sbagliata, perché è tutta centrata sulla vita, sulla vitalità, non ha toccato il tema della morte, non ha toccato il tema del giudizio divino, non ha toccato il tema fondamentale della resurrezione. Cristo risorto vince la morte anche per noi. Tu cosa ne pensi?
Io penso a questo, penso una cosa positiva e una cosa che mi ha meno convinto. La cosa che mi ha meno convinto è che ovviamente Mario Delpini si trovava in una situazione molto scomoda, perché comunque la vita di Berlusconi è stato davvero un giro sulle montagne russe, no? Cioè è successo di tutto e quindi si possono dire cose molto positive, così come su altre si possono esprimere critiche. E quindi la sua è stata, diciamo così, una predica in cui non è andato a toccare, secondo me intenzionalmente, questi aspetti controversi. Però l'aspetto positivo invece, secondo me, è che lui ha detto l'essenziale, e cioè ha detto un po' quello che cercavo di dire anch'io prima con le mie povere parole, cioè che comunque nel momento delle esequie è il momento in cui un uomo incontra Dio, no? Lui ha detto questo. Ora adesso Silvio Berlusconi è un uomo che incontra Dio. E questo è l'essenziale. Tutto quello che c'è da dire di fatto ci si trova anche intorno al feretro, esattamente per questa ragione, cioè per chiedere a Dio di accogliere quest'anima, l'anima di un peccatore come siamo tutti noi, nell'aldilà. Quindi da questo punto di vista in realtà la predica di Delpini mi è piaciuta, perché almeno è andata a cogliere la cosa essenziale che si può dire. Poi ovviamente fare la predica alle prediche è proprio l'esercizio secondo me più noioso che si possa essere. In un certo senso va accettato così. Delpini è un arcivescovo, ma è anche un uomo semplice, lo conosciamo, si esprime in maniera semplice e diretta, e questo almeno io l'ho apprezzato molto. Allora, tutt'altro un paio di maniche sarebbe un'analisi compiuta del lascito oggettivo in politica di Silvio Berlusconi, ma questo ci porterebbe via, credo, ben più che una mattinata, no? Anche se tutto sommato, diciamo, dei grandissimi propositi, taglio delle tasse, riforma istituzionale, federalismo, tantissime cose sono ancora tutte da fare, no? Sono passati 30 anni, ma tantissime cose sono ancora da compiere da un punto di vista oggettivo, pratico, no? In fondo, Emanuele, credo che concorderai, senza voler dare giudizi tranchant e sbrigativi, ma tante, diciamo, delle promesse storiche di Silvio Berlusconi, cioè il liberalismo popolare, meno lacci, meno lacciuoli, meno burocrazia, il taglio delle tasse, un Stato più snello e più efficace, beh, tutto questo ce l'abbiamo davanti ancora da fare, no? Per mille motivi che in questi 30 anni si sono intrecciati, ma comunque di fatto credo che sia così, no? Per molti versi. Ha dettato un'agenda, mettiamola così, che vale anche per il futuro, casomai. Non so se tu condividi questa opinione, però non vorrei, diciamo, sacrificare in troppo poco tempo un tema molto vasto. Ti chiedo comunque un parere, ma ti chiedo anche di parlarci di ciò che succede questo fine settimana e che è organizzato da tempi, no? Una serie di incontri e di appuntamenti dove, come, quando e con chi, Emanuele? Allora, su Silvio Berlusconi ovviamente in maniera molto telegrafica. Sì, è vero, quello che ha promesso, la famosa rivoluzione liberale, come tutti sappiamo, non si è mai portata a termine, e questo, da questo punto di vista, la sua, diciamo, esperienza politica non ha raggiunto un successi che ha raggiunto in molti altri campi. Forse, come scriviamo in uno degli articoli che è pubblicato su Tempi, le cose migliori col suo stile, non da diplomatico ma da imprenditore, le sue intuizioni migliori le ha ottenute in realtà in politica estera, ma qui rimando alla lettura, diciamo, dell'articolo. Per quanto riguarda Caorle, invece, sì, appunto questo fine settimana noi Da domani abbiamo mi sembra, no? Come, scusami? Da domani a domenica. Esatto, da venerdì fino a domenica abbiamo organizzato questa 3 giorni di incontri. Iniziamo domani sera con un incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, dove ovviamente parliamo di politica. Quindi sabato ci sarà un doppio incontro, uno con Susanna Tamaro, che tra l'altro riceverà il premio Luigi Amicone di quest'anno, e con Monsignor Massimo Camisasca, che discuteranno di libertà, e poi alla sera invece discuteremo di intelligenza artificiale con Massimo Gaggi, l'inviato del Corriere della Sera negli Stati Uniti, e un filosofo che si chiama Giovanni Maddalena. E infine domenica mattina daremo il secondo premio Luigi Amicone allo scrittore cinese
poeta, giornalista, musicista, Liao Jivu, e con lui parleremo anche del suo ultimo romanzo documentario che si intitola Wuhan, dove appunto racconta che cosa è successo in Cina durante la pandemia di Covid-19 e soprattutto come il regime cinese ha cercato di soffocare qualsiasi tipo di protesta. Beh, insomma, una serie di appuntamenti molto interessanti. Noi non so se riusciremo a trasmettere quantomeno l'incontro con Liao Jivu, però certamente la cosa migliore è recarsi a Caorle, no? Sì. Per questa 3 giorni. Molto, molto interessante, con tutti gli ospiti e i temi che hai accennato adesso, Emanuele. Vedremo se riusciamo a organizzarci in qualche modo qui anche con la radio, non è detto per una serie di motivi, ma se ci riusciamo lo facciamo volentieri. Poi a posteriori magari avremo modo anche di mandare gli interventi successivamente, nelle settimane successive. Ovviamente di questa attenzione davvero non scontata, se riusciamo a organizzarci bene, altrimenti ne riparleremo. Se no lo riproporremo dopo, certamente. Intanto voglio segnalare tra gli tanti spunti che quotidianamente ci fornisce anche il sito tempi.it un bel pezzo di Caterina Gioielli dove Luca Doninelli riflette su uno scrittore magari non conosciutissimo, però molto importante, Cormac McCarthy, che anche lui è morto in questi giorni. Doninelli ricorda questo scrittore statunitense che ha fatto una grande letteratura, la più grande, secondo Doninelli, degli ultimi 50 anni, ascoltando la realtà. Poesia mai vista. Un autore che scrisse quel libro importantissimo, La strada, che forse però molti non hanno letto, no, Emanuele? Io sono un fan assoluto di Cormac McCarthy, ho letto tutti i suoi libri, tranne gli ultimi 2 che sono usciti da poco. La strada è certamente uno dei suoi capolavori, probabilmente il più bello assieme a Meridiano di sangue. Leggete l'intervista, leggete McCarthy, leggete l'intervista se non lo conoscete a Luca Doninelli, secondo me dice cose molto giuste, perché è uno dei pochi scrittori epici, io direi addirittura che ha un linguaggio biblico, che scrivevano negli ultimi anni, quindi non è uno scrittore che banale, diciamo così, è anche molto duro, usa parole molto molto precise, descrive situazioni anche molto violente, però tutta la sua opera è intrisa, come dice Doninelli, di un senso del mistero sostanzialmente, e questo è ciò che la rende unica. D'altronde il più grande critico letterario americano, Harold Bloom, diceva che Cormac McCarthy era a livello di Shakespeare. Ora non so dire se a livello di Shakespeare, non compete a me, però diciamo stiamo parlando di un autore di questo tipo. Allora, io ringrazio Emanuele Boffi, ricordo che si può ancora leggere il mensile di questo mese di Tempi, dedicato alle grandi opere, al PNRR, con un'intervista a un esperto, Ercole Incalza, ne abbiamo parlato, e poi anche a Manzoni, 150 anni dalla sua morte, l'omaggio a un grande cantore della fede e del buon senso del popolo, e noi stiamo leggendo qui a Radio Libertà integralmente I Promessi Sposi. Il lunedì e il giovedì abbiamo l'appuntamento con I Promessi Sposi, la lettura integrale, storia della colonna infame inclusa, peraltro, no? Che è un altro testo senza tempo, purtroppo. Grazie Emanuele, buona giornata e buon fine settimana, sarà molto ricco tra l'altro. Grazie a voi e un caro saluto a tutti. Qui Parlamento. Grazie.